Bella a tutti ragazzi, benvenuti ad un nuovo video. Aspetta, c'ho marcato Batman napoletano. Come state? Spero tutto bene. In questo video andremo a parlare di nuove notizie di calciomercato. Intanto vi do gli auguri di buon Natale a tutti. Passate buone feste con il calciomercato. E mi raccomando, mangiate come tradizione. Vabbè, iniziamo a parlare di calciomercato. Allora, come prima notizia riguarda il Torino. Allora, il Torino è ai saluti con il suo portiere titolare, Israel. È stato previsto per fare il secondo di Milinkovic-Savic. Al momento le sue prestazioni non hanno, come vi posso dire, non hanno rispecchiato, ecco, le aspettative dei dirigenti del club. Quindi, molto probabilmente i dirigenti del Torino venderanno a titolo definitivo Israel. Come sostituto, il Torino sta pensando di prendere il portiere del Sassuolo, Stefano Turati, per sostituire Israel. Poi il Milan rescinde il suo contratto, il contratto di Origi. Poi il West Ham ha avviato i colloqui con Cruzeiro per un possibile affare a gennaio per l'attaccante brasiliano Caio Jorge. La richiesta era di 100 milioni di sterline, una cifra che il club inglese ha ritenuto leggermente scherzosa e per questo ha deciso di non proseguire le trattative. Nel corso del 2025 il giocatore è stato in grande forma, segnando 26 gol e fornendo 9 assist in 46 presenze con il Cruzeiro, mi confondo sempre. Il West Ham, no? Ve l'ho detto che è su Caio Jorge, che a inizio mese, ecco, ne abbiamo pure parlato di Caio Jorge del Cruzeiro. E quello che mi risulta, a parte questo, è che oltre a West Ham ci siano anche altre squadre sul giocatore. Ci siano delle squadre francesi anche ehm, sul giocatore. E poi quella là, che come vi ho detto prima, quella là che è più interessata è il West Ham, che ha ricevuto un'offerta, una richiesta di pagamento di 100 milioni, però ritiene questa cifra troppo alta e scherzosa, diciamo, ma se volessero pigliare in giro, ehm, e quindi per il momento ha stoppato, diciamo, le trattative finché il calciomercato invernale non inizi. Poi parliamo di Kobe Menu. Kobe Manu in questo momento ha ora subito un leggero infortunio per roba di 1 o 2 settimane massimo, quindi per il 2 gennaio, 2-3 gennaio, massimo massimo 10 gennaio eh, dovrebbe riuscire a recuperare al 100% e anche a fare qualcosa con lo United, qualche partita. Al momento il Napoli è interessato molto su Kobe Mainoo, ma anche su altri profili, come se è giusto, perché se tu non riesci magari ad acquistare, scusate se guardo di qua, ma stavo facendo anche un'altra cosa, se tu non riesci ad acquistare un giocatore, è giusto che
è giusto che hai anche le alternative. E Kobe Menu è sempre stata una trattativa per il Napoli importante, perché tutti i tifosi napoletani, compreso io, vorrebbero un centrocampista a Napoli, soprattutto in questo momento. Il Napoli è in crisi, ha una crisi di infortuni mai vista. Al momento abbiamo recuperato, al centrocampo abbiamo recuperato solo Lobotka, quindi fa bene avere un terzo centrocampista titolare, perché gli altri, De Bruyne e Anghissà, ritornano sicuramente dopo gennaio, a febbraio. Alcuni parlano che Anghissà ritorna a marzo, aprile, ma no, sono sicuro che entro metà marzo tutti i centrocampisti dovrebbero essere di nuovo in rosa. Poi come ultima notizia abbiamo che l'Atletico Madrid sta sondando un giocatore che al momento gioca nel Dortmund, che è in scadenza, scade a giugno, cioè Sensi. Al momento non ci sono trattative importanti, ma solo dei sondaggi che i dirigenti del City, scusate, dei dirigenti dell'Atletico Madrid hanno fatto. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao!